Fase 2 riaperture, discutono le forze politiche. Virginia Lo Zito. Riaprire in sicurezza i cantieri, sospendere il codice degli appalti, la richiesta di Salvini al governo e dei sindaci della Lega l'appello, pianificare bene la fase 2. Prima di parlare di ripartenza abbiamo la necessità di avere delle certezze che ci potranno essere date dai test che saranno sviluppati da Regione Lombardia. Ascoltare gli esperti, insiste Meloni, Fratelli d'Italia, lo Stato indichi le misure di sicurezza e riapra chi può garantirle. Berlusconi chiede all'Europa di rafforzare i mercati all'ingrosso e al governo un cambio di passo. La fase 2 è ancora in alto mare, mancano protocolli di sicurezza per le imprese e per i lavoratori e non ci sono regole certe per il turismo e il commercio. La priorità per tutti, governo, opposizioni, regioni e comuni, deve essere la tutela della salute. Non perdiamoci in polemiche, l'appello dei 5 Stelle con Di Maio. Abbiamo 2 settimane, dice Sileri, per organizzare bene la fase 2. La cosa più importante è pensare a ripartire, senza fughe in avanti che potrebbero essere pericolose, ma mettendo in sicurezza fabbriche e lavoratori. Renzi, mettiamo in sicurezza le scuole, basta con il balletto delle regioni sulle riaperture, commenta Leu. Niente fughe in avanti di singoli governatori, rischiano di creare incertezza, avverte anche il PD, e i sindaci Dem chiedono lo sblocco dei cantieri. I sindaci sono in prima linea ed è molto importante l'accordo di ieri con il governo che stanzia 3 miliardi e mezzo per province e comuni per mantenere la coesione sociale. E il commissario europeo Gentiloni ribadisce: non ci sono 1000 exit strategy, facciamo lavorare gli esperti, evitiamo polemiche e la traversata sarà lunga.